Il 13 saremo a Milano a manifestare per un Veneto più giusto, meno diseguaglianze, più sicurezza del posto di lavoro e più sicurezza nel posto di lavoro e soprattutto una sanità adeguata. Con forza lotteremo finché non raggiungeremo questo obiettivo. 3 treni speciali, 60 pullman, oltre a coloro che raggiungeranno Milano con la propria automobile. Si stima che saranno circa 7.500 i lavoratori e i pensionati veneti che prenderanno parte alla manifestazione indetta da CGIL e Cisle per una nuova stagione del lavoro e dei diritti. Una manifestazione che segue le assemblee indette in queste settimane dai sindacati in luoghi di lavoro di tutta la regione. Servono interventi decisi per favorire le fasce più deboli della popolazione. Serve un rifinanziamento forte del sistema sanitario nazionale, servono delle norme sul lavoro che favoriscano il superamento del precariato e la stabilizzazione delle persone e la crescita delle loro competenze. Servono soprattutto interventi sia di rinnovi contrattuali per crescere i redditi, ma anche di intervento e di taglio sul cuneo fiscale. La mobilitazione è stata messa in campo per sostenere le richieste sindacali al governo e al sistema delle imprese, per ottenere un cambiamento di politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali ritenute inconsistenti e inefficaci. La manifestazione di Milano segue quella di sabato scorso a Bologna e precede quella che si terrà sabato 20 maggio a Napoli.